Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. 3 poli industriali green e high-tech per il futuro della Sicilia è la strategia delineata dal ministro delle imprese Adolfo Urso, arrivato a Palermo per la presentazione della Casa del Made in Italy, la seconda in Sicilia. Saranno concluse entro la giornata di domani le autopsie sui corpi delle vittime del Bayesan. Anche lo chef Recaldo Thomas è morto per annegamento. 540 kg di cocaina sequestrati dalla Guardia di Finanza nel mare a sud di Catania. I colli lanciati da una nave cargo. Una confisca da 100 milioni. 5 gli arrestati, 4 italiani e un serbo. Mafia dei Nebrodi, 65 condanna al processo d'appello. Nonostante le numerose riduzioni di pena, soddisfazione dell'europarlamentare Antoci, che con la sua denuncia aveva fatto scattare l'inchiesta. Catania si avvicina all'inizio della scuola e a Librino il piazzale dell'Istituto Fontana Rossa somiglia a una discarica. La preside Tumminia, c'è disorganizzazione e tanta inciviltà. Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri portabandiera alle Olimpiadi di Parigi. È una bellissima coppia nella vita. Festeggiano i loro successi a Taormina. E poi il calcio, saranno 450 i tifosi rossazzurri a Biella per sostenere il Catania contro la Juventus Next Gen. Il tecnico degli Etnei toscano presenta la sfida e racconta il momento della sua squadra. Bentrovati, spazio, alta tecnologia e industria verde. Così deve svilupparsi la Sicilia secondo il ministro del Made in Italy Adolfo Urso. Ma intanto il ministro a Palermo deve affrontare la polemica sullo stop alla costruzione del grande telescopio europeo sulle Madonie. Maglio Viola. 3 poli industriali, green e high-tech per il futuro della Sicilia. È la strategia delineata dal ministro delle imprese Adolfo Urso, arrivato a Palermo per la presentazione della Casa del Made in Italy, la seconda in Sicilia. Green tecnologia e bioraffinerie dunque sono gli asset individuati da Urso, con l'auspicio che la Sicilia riesca a sviluppare parallelamente turismo e agroalimentare. Ma intanto impazza la polemica sulla scelta di Pizzo Mufara sulle Madonie per l'osservatorio astronomico, la cui costruzione è stata bloccata dal TAR su ricorso degli ambientalisti. Documenteremo ovviamente al TAR tutte le nostre buone ragioni che nella tutela dell'interesse nazionale e chiediamo di esprimersi ci auguriamo con celerità. Ma agli ambientalisti non interessa il sorpasso dell'Italia alla Francia nel settore spaziale, piuttosto la tutela di Pizzo Mufara, anche se identificato come il miglior luogo d'Europa per l'osservazione spaziale. Noi lamentiamo i tanti profili di legittimità che hanno viziato le procedure autorizzative della costruzione dell'opera, dell'osservatorio astronomico. Il TAR ha ritenuto tra l'altro preminente l'interesse alla tutela ambientale e all'integrità della cima. Per questo appunto riteniamo che sia necessario che si scelga un sito diverso rispetto alla Mufara. Il TAR si pronuncerà nel merito il 24 settembre, ma intanto gli ambientalisti fanno pressione usando la piazza. Anche oggi hanno manifestato contro l'opera da 12 milioni di euro, ma la strategia spaziale nel suo complesso vale molto, molto di più. E parliamo del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che si è dimesso dopo giorni in cui era stato al centro di una polemica politica legata al ruolo di Maria Rosaria Boccia all'interno del suo ministero. Abbiamo sentito il ministro Nello Musumeci che durante una sua presenza a Catania ha brevemente commentato il fatto al nostro microfono. Sentiamolo. Io mi occupo di politica, non mi occupo di gossip. Non c'è nulla di politico in questa triste e dolorosa vicenda. Un abbraccio affettuoso a Gennaro Sangiuliano, grande amico, un uomo col quale da 40 anni condividiamo comuni ideali. E adesso cambiamo argomento, il naufragio del Bayesan, eseguita l'autopsia sul corpo del cuoco. Anche lui è morto per annegamento. Nelle prossime ore esame sul corpo di Mike Lynch e sua figlia Anna. Marco Gullà.
Proseguono all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo le autopsie sui corpi delle vittime del Baisan, in tutto 7. Anche lo chef Recaldo Thomas è morto per annegamento, lo ha confermato l'esame autoptico, esito per lo più scontato considerato che il corpo dell'unico componente dell'equipaggio morto nell'affondamento del veliero era stato trovato fuori dallo scafo e recuperato per primo dai sub dei Vigili del Fuoco. Nelle prossime ore saranno eseguite le autopsie su Mike Lynch, il magnate inglese, e quella su sua figlia Anna. Saranno così completati gli esami sui corpi delle 7 vittime. Sono stati già eseguiti quelle sui coniugi Jonathan Bloomer, presidente della Morgan Stanley International, la moglie Elizabeth Bloomer e sui coniugi Morvillo. Dagli esami autoptici è venuto fuori che il banchiere e la moglie si erano spostati per trovare una via d'uscita mentre il Bison stava andando giù a 50 metri di profondità. Un disperato tentativo di trovare alcune bolle d'aria per sopravvivere a una fine che purtroppo era già segnata. Per il naufragio sono indagati il comandante neozelandese James Cutfield, l'ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio Matthew Griffith, che era di guardia in plancia la notte del naufragio. Maxi sequestro da 540 kg tra Catania e Ragusa. 5 le persone arrestate, i colli di droga erano stati imballati per evitare infiltrazioni d'acqua e lanciati in mare da una nave cargo. Tonino De Mana. Decine di colli imballati per evitare infiltrazioni d'acqua. Sono 540 i chili di cocaina per un valore stimato di oltre 100 milioni di euro sequestrati dalla Guardia di Finanza. 5 le persone arrestate. Gli indagati sono stati intercettati su un peschereccio ed avevano recuperato la sostanza stupefacente direttamente in mare. Operazioni che non sono sfuggite alle fiamme gialle del Comando Provinciale di Catania in collaborazione con i finanzieri dei reparti operativi aeronavali di Palermo e Pratica di Mare con il supporto di Gico e Scico. Sotto osservazione il tratto di mare compreso tra le province di Catania e Ragusa, che ha consentito di rilevare movimenti anomali di un peschereccio che stava recuperando ben 18 colli galleggianti in acqua. Secondo gli investigatori il carico di droga sarebbe stato scaricato direttamente da una nave cargo. L'operazione, coordinata dalla Procura di Catania, ha portato al sequestro di 450 panetti per un peso complessivo di 540 kg e del peschereccio. I finanzieri hanno arrestato 5 componenti dell'equipaggio, 4 italiani ed un serbo, indagati per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, aggravato dall'ingente quantitativo. Gli arresti e il sequestro sono stati convalidati dal GIP di Catania. Secondo gli investigatori, la cocaina era destinata ad alimentare le principali piazze di spaccio siciliane, garantendo milionari guadagni alle organizzazioni criminali. Nel maxi processo alla mafia dei Nebro di emessa la sentenza in appello, 65 condanne con molte riduzioni di pena per le truffe all'UE sui fondi per l'agricoltura. Roberta Lunghi. La sentenza di oggi dimostra la tenuta dell'impianto accusatorio. Vanno fatti i complimenti alla magistratura e alle forze dell'ordine. Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebro, di oggi europarlamentare per il Movimento 5 Stelle, commenta così la sentenza del maxi processo d'appello alla mafia dei Pascoli emessa ieri sera nell'aula bunker del carcere messinese di Gazzi. 65 condanne con una sola conferma della decisione di primo grado per Gino Calcolabruzzo. Per gli altri 64 imputati numerose riduzioni di pena. La pena più alta inflitta a Sebastiano Bontempo, 20 anni e 6 mesi, a Salvatore Aurelio Faranda è stata ridotta da 30 a 20 anni. Per l'ex sindaco di Tortorici, Emanuele Galatisardo, condanna ridotta da 6 anni e 2 mesi a 3 anni e 1 mese. È soddisfatto Antoci nonostante le riduzioni di pena che giudica poco consistenti e plaude per un risultato che rafforza il senso del protocollo che porta il suo nome e che invano molti cercano di aggirare. Antoci fu vittima di un attentato mafioso dal quale si è salvato grazie all'auto blindata e agli uomini della sua scorta della polizia dopo aver denunciato il sistema mafioso imperante sui Nebrodi per lucrare sui fondi europei destinati all'agricoltura. Abbiamo colpito con un'azione senza precedenti la mafia dei terreni, e per questo che quella notte volevano fermarmi, ha dichiarato Antoci, volevano bloccare l'idea di una legge nazionale. Questa sentenza, ancora una volta, ci fa capire che la norma va applicata ovunque, come in Italia, come è già nel nuovo codice antimafia, ma anche in Europa. Su questo lavoro noi ci impegneremo tanto. Mi hanno tolto tutto, ha aggiunto Antoci, libertà, serenità. Mi hanno costretto a una vita complicata, costringendo la mia famiglia a vivere in una casa blindata e presidiata dall'esercito. 2 cose però non sono riusciti a togliermi: la vita e la dignità.
Priolo, non abbiamo riscontrato collaborazione, lo denuncia al TG Sicilia la procuratrice capo di Siracusa Gambino a proposito della sua inchiesta sui recenti guasti al petrolchimico. Ora la politica finalmente si muove. Un deputato regionale annuncia un esposto. Francesco Aloi. Non abbiamo riscontrato collaborazione, quindi chi è a conoscenza di quello che è accaduto, del tipo di effetti che ha avuto per esempio anche nelle case private, che lo dica. Con il fascicolo aperto e le ipotesi da verificare, la procuratrice capo di Siracusa vuole fare luce sulla pioggia oleosa dello scorso 26 agosto e i ripetuti guasti all'impianto, ma chiede la collaborazione di tutti. Tantissimi residenti della zona che si lamentano. Le proteste vanno sui social, ma non oltre. Quindi dai cittadini ad oggi non è arrivato alcun esposto? Assolutamente no. Una bolla di silenzio e accondiscendenza nei confronti di un colosso che è indotto compreso da 15.000 posti di lavoro. Immediate le prime reazioni sul fronte della politica. I sindaci chiedono chiarezza e non solo loro. Ieri sera mi trovavo a Priolo per vari incontri di politica, non sono potuto scendere dalla macchina per un'aria irrespirabile. Non è più tollerabile questa situazione, questa gestione della zona industriale. Non vi è dubbio che dobbiamo tutelare i 10.000 posti di lavoro, ma non vi è dubbio che dobbiamo tutelare la salute e l'ambiente. Mi attiverò in maniera seria per un'interlocuzione importante con il nostro procuratore. L'impianto Lucento Topping Isab Sud è stato sottoposto a sequestro, autorizzato però a restare operativo. Se avessimo bloccato del tutto l'attività, avrebbero dovuto mandare in torcia tutto il combustibile che avevano in pancia sostanzialmente, cosa che era impossibile perché avremmo creato un danno all'ambiente noi stessi. L'ipotesi di reato al momento non è quella di disastro ambientale, però si potrebbe andare su quella strada. Dipenderà dall'esito degli accertamenti. L'arcivescovo di Palermo Lorefice attacca: la città non è sicura. Replica il sindaco La Galla: non è così. Palermo non è la capitale del crimine. Annuncia l'arrivo di 100 nuovi vigili. Ma nel frattempo la città assiste a un nuovo atto di vandalismo di baby gang in una scuola. Marco Gullà. Palermo non è la capitale del crimine. Il sindaco del capoluogo Roberto La Galla non ci sta e alza gli scudi dopo l'appello dell'arcivescovo Corrado Lorefice affinché la città sia più sicura. Per La Galla Palermo è una città sicura, come ha più volte ribadito nel corso di varie interviste. Accolgo l'invito dell'arcivescovo come un monito e come uno sprone a far meglio, che vale per Palermo come per altre città d'Italia, ma non facciamoci male da soli, non trasmettiamo il messaggio sbagliato parlandone da pulpiti prestigiosi, ha detto il primo cittadino. A sostegno del suo messaggio rassicurante annuncia l'arrivo di 100 nuovi vigili urbani. I fatti di cronaca però in questo momento dicono altro, dalle risse ai furti e poi anche i danneggiamenti alle scuole a qualche giorno dall'inizio. L'ultimo episodio si è registrato nella scuola Rita Atria in largo Cavalieri di Malta. Alcuni vandali hanno scardinato la finestra e sono entrati all'interno dell'istituto, così per divertimento. Pare infatti che non manchi nulla. Catania si avvicina all'inizio della scuola e a Librino il piazzale dell'Istituto Fontanarossa somiglia a una discarica. Montagne di rifiuti, scarti edili, pneumatici ed Eternit in bella mostra. Tonino De Mana. Pochi giorni e il piazzale antistante l'Istituto Fontanarossa presso Masseria Moncada sarà pieno di studenti e genitori che non vedranno l'ora di sentir suonare la campanella, quantomeno per allontanarsi e in fretta dal parcheggio di scarica di Viale Moncada. A Librino, dove è alto il tasso di dispersione scolastica, ogni anno è uguale al precedente perché da queste parti nulla cambia. Montagne di rifiuti invadono l'ingresso della scuola, sacchetti su sacchetti depositati ovunque, anche in enormi fossati utili per buttare il più spazzatura possibile. E non mancano scarti edili, pneumatici ed Eternit, cartoline poco edificanti che non sorprendono più il dirigente scolastico Cetti Tuminia. C'è una responsabilità comune, un po' nell'organizzazione da parte del comune da questo punto di vista e un po' certamente nell'inciviltà di chi poi vive quella zona, come in altre parti di Catania noi vediamo, insomma l'inciviltà la fa da padrone. Non mancano le frecciate ai cittadini. I residenti hanno pensato bene di scavare anche una fossa affinché si possa accogliere ancora più spazzatura. Anche gli abitanti dovrebbero un attimo cominciare a pensare che lì circolano i bambini.
Per alcuni resta da capire come sarà possibile raggiungere la scuola, visto che il sentiero e la scalinata sono off limits per un percorso avventura che di didattico ha ben poco. Crisi idrica, a Messina il sindaco autorizza l'immissione nella rete di acqua anche senza l'ok dell'azienda sanitaria sulla potabilità. Ad Agrigento continua il sit-in di protesta dei cittadini esasperati. Francesco Triolo. Via libera all'immissione in rete dell'acqua da 4 nuovi pozzi. Il sindaco di Messina Federico Basile forza la mano e firma un'ordinanza che consente di avere 30 litri al secondo di acqua in più senza aspettare il parere sulla potabilità da parte dell'ASP. Il sapore della forzatura sta tutto qui, nelle pieghe di una burocrazia che attende da giorni l'esito ufficiale e formale delle campionature da parte dell'azienda sanitaria provinciale. Da oggi quindi nella rete idrica della città ci saranno circa 30 litri in più, ma la conseguenza è che l'acqua, tutta l'acqua adesso che arriva in città è considerata non potabile. La raccomandazione quindi evidenziata con risalto nell'ordinanza stessa del sindaco è quella di usare l'acqua della rete idrica comunale solo per le esigenze igienico-sanitarie. Una raccomandazione necessaria perché se per il comune l'acqua è potabile, a certificarlo sono le analisi effettuate da 2 laboratori specializzati, perché sia considerato ufficialmente potabile serve che a certificarlo sia l'ASP. E proprio questo è uno dei passaggi che il sindaco attenta appunto da giorni, ma non è ancora arrivato. Ma in un momento di crisi idrica, con la riapertura delle scuole all'orizzonte e il rientro in città dei vacanzieri, occorreva aumentare la portata di acqua. Crisi idrica in primo piano anche ad Agrigento. È il 4º giorno di protesta di Giuseppe Di Rosa del Codacons davanti al comune per rivendicare il diritto all'acqua. Di Rosa proseguirà a dormire in tenda fin quando non sarà risolto il problema della mancanza d'acqua. Noi siamo qua, rimarremo qua. Il sit-in sarà in vianda stabile finché veramente non ci sarà l'acqua nelle nostre case. Forse il sindaco non ha capito che non stiamo giocando. Prendono 100-200 mila euro, anziché fare sempre feste e festini, vadano ad affittare 2 dissalatori e per almeno 2 mesi abbiamo tappato. E domani pomeriggio, sempre di fronte al municipio, nuova manifestazione di protesta da parte di Lega Ambiente. Sono stati i portabandiera dell'Italia nella cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi e sono anche una bellissima coppia nella vita. Rossella Fiammingo e Gregorio Paltrinieri hanno festeggiato i loro successi a Taormina, tappa conclusiva delle loro vacanze in Sicilia. Eccoli con la nostra Eva Spampinato. 3 anni fa avevo festeggiato io 30 anni e le medaglie insieme a Greg, questa volta festeggiamo i suoi 30 anni con le nostre medaglie. Abbiamo scelto Taormina perché ormai insomma è tradizione. Un altro compleanno festeggiato insieme a Taormina, un altro successo olimpico da condividere con amici e parenti per la coppia da podio Rossella Fiammingo e Gregorio Paltrinieri, super medagliati campioni azzurri, insieme portabandiera dell'Italia alla chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024, uniti da un insolito destino a 5 cerchi. Mentre la catanese Fiammingo entrava nella storia, mai l'Italia aveva vinto loro a squadre nella spada femminile. Nello stesso momento c'era Gregorio che stava nuotando per la finale e quando ho finito che abbiamo vinto, la prima domanda che ho fatto al presidente Malagò è stata: ma Gregorio che cosa ha fatto? Dopo aver vinto il bronzo negli 800 metri stile libero, Super Greg conquista l'argento nei 1500, diventando l'unico nuotatore italiano a vincere 5 medaglie olimpiche e salire sul podio per 3 edizioni consecutive dei giochi. Lo dico sempre, mi emoziono più per le sue che per le mie, cioè quando sono io in acqua, vabbè, tanto diciamo la responsabilità è su di me, quasi non me ne rendo conto, ma quando c'è lei è un'altra cosa. Li incontriamo a Taormina, tappa finale delle loro vacanze. L'estate siciliana ormai è un must. Nemmeno l'infortunio al gomito ha impedito a Greg di godersi le acque siciliane tra le Egadi e il sud-est della Sicilia con l'aiuto di un supporto. Sì, faceva molto ridere perché aveva un braccio solo e lo utilizzava per poggiarlo al materassino, ne avrà cambiati 4-5. Ma si pensa già ai prossimi impegni. Los Angeles è lontanissima, credo vada preso un anno per anno, quindi io l'anno prossimo avrò i mondiali, anche lei. Dobbiamo ricaricare le batterie al massimo per essere pronti per almeno, speriamo, l'ultima Olimpiade. Allora il prossimo festeggiamento tra altri 3 anni, per che cosa? Vediamo. Ci possono essere tante cose per cui festeggiare. Adesso, come in ogni cosa, prendiamo step by step.
Da Pasquale a Giorgio Almirante, storia di una famiglia d'arte, il volume presentato a Catania con l'intervento del ministro Musumeci. L'opera scritta da Pasquale Almirante e il racconto appassionato della sua famiglia, che ha girato l'Italia per portare anche nei paesi più sperduti le suggestioni del teatro, oltre a cultura, insieme al dibattito politico nel tempo. Roberta Lunghi. In copertina l'immagine romantica di una carovana e dentro le suggestioni del racconto denso e frutto di anni di ricerca di una famiglia d'arte, quella di Giorgio Almirante. Nella seconda edizione del libro Da Pasquale a Giorgio Almirante, storia di una famiglia d'arte, il suo autore Pasquale Almirante inserisce rispetto al primo volume una lettera scritta da Giorgio a Donna Assunta, l'amore della vita, e un omaggio a Gianfranco Fini. Il parallelismo tra l'arte della carovana di attori girovaghi, con tante tracce del passaggio lasciato in Sicilia dagli Almirante, e la capacità di attirare le folle e l'attenzione del politico Giorgio è per il ministro Nello Musumeci, presente al Castello Ursino per la presentazione, immediato. Le caratteristiche di un teatrante quali sono? La postura, la gestualità, la mimica facciale, il tono della voce, la pausa, e sono caratteristiche che Giorgio Almirante possedeva tutte, perché era capace di fermare l'attenzione del pubblico. Dal primo all'ultimo anello della catena, raccontato dall'autore, emergono figure di rilievo ingiustamente dimenticate. Fra i più importanti c'è Luigi, che fu il primo interprete dei 6 personaggi, quello famoso fischiato, no? Poi c'è l'Almirante Manzini, la prima interprete straordinaria di Sofonisba nella cabina di Pastrone, 1917. Poi c'è Mario, il papà di Giorgio, un grandissimo artista. Oltre al ministro Musumeci, presente anche il sindaco di Catania, Enrico Trantino. E adesso una pausa, tra poco lo sport. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio. Domani per il Catania la trasferta in casa della Juventus Next Gen. È toccato all'allenatore toscano presentare la sfida e il momento che si vive nello spogliatoio rossazzurro. Domani saranno a Biella 450 tifosi rossazzurri. Francesco Triolo. Ma gli ultimi risultati hanno detto che è una squadra molto imprevedibile, da metterci la massima attenzione, perché sarà un test molto importante per noi per alzare il nostro livello e la nostra asticella. Mimmo Toscano non nasconde le insidie ma neanche le ambizioni. Alla vigilia della trasferta di Biella contro la Juventus Next Gen, l'allenatore rossazzurro invita tutti a non sottovalutare un avversario che fa della corsa, della gamba, uno dei suoi punti di forza, ma anche a mettere subito da parte il successo contro il Benevento. Il difficile non è il primo passo o la prima vittoria. Difficile è rimanere concentrati, non perdere di vista le motivazioni, non perdere di vista il tuo obiettivo, quindi questo è un passaggio fondamentale che i ragazzi l'hanno capito. Noi non dobbiamo essere figli di un risultato, ma figli di un processo di miglioramento costante e continuo a 360 gradi. Deve essere un lavoro a più livelli come calciatore, come persona, come gruppo, e crescere continuamente. Ceduto in prestito il giovane portiere Lauk Zemis all'Ancona, per la gara in Piemonte Toscano non potrà contare sul recupero di nessuno degli indisponibili. Contro la Juve potrebbero essere in campo gli stessi interpreti visti con il Benevento, magari con più minuti per Stoppa ed Inglese, ma la parola chiave della partita rimane la stessa. La parola chiave della partita è stare sempre sul pezzo. A Messina prosegue la contestazione della tifoseria, spalti deserti. Domani sera contro il Taranto il Trapani deve ancora sciogliere il nodo allenatore. Il servizio. Si parla di calcio, ma non solo a Messina e Trapani. In riva allo stretto, tifoseria ancora in netta contestazione nei confronti dell'attuale dirigenza. Anche per domani sera i tifosi giallorossi diserteranno lo stadio, mentre per quanto riguarda la squadra, Giacomo Modica è alle prese con la formazione da opporre al Taranto. Salvo a sinistra Petrucci in mezzo e Lucioni in avanti le possibili novità.
Dopo l'esonero di Torrisi, ancora da scegliere il tecnico che siederà sulla panchina del Trapani, momentaneamente affidata a Salvatore Arronica, che domani sera guiderà la squadra in quel di Crotone. Il presidente Antonini ha già preso contatti con Fabio Liverani e Cristian Brocchi, ma deciderà solo lunedì a chi affidare la squadra. E per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.